Buongiorno, ho appena fatto il vaccino. Perché lo dico? Per dar fastidio a quelli che scrivono, perché ci sono, canale, ma ti pagano per dire che fai il vaccino? Cosa serve che dici che vai a fare il vaccino? Vuoi fare pubblicità al vaccino e ti pagano i multinazionali? Se uno non vuole fare il vaccino non lo fa, boh. Ma quelli che rompono il cazzo dalla mattina alla sera e continuano a rompere i coglioni. Scusate, però qua in alcuni casi bisogna usare le parolacce. Perché se io dico rompere le scatole non si percepisce la pesantezza. Se io dico rompere i coglioni, viene fuori proprio la pesantezza di sta gente qua. Ti voglio dire una roba: io non è che mi fido degli altri, io ho deciso di lasciare la mia vita in mano ai più potenti. Cioè, nel quotidiano, in tutto quello che faccio, io prendo la macchina, do per scontato che sia fatta in sicurezza per me, prendo un aereo, do per scontato che l'abbiano controllato, prendo un ascensore, do per scontato che sia controllato, prendo una funivia. Mi piace viaggiare per il mondo, mangiare a caso, non mi interrogo mai su quello che c'è dentro. Vedete, siete umana. Guardate, io ho deciso di vivere questo mondo e accetto il pacchetto completo. Cerco di fare le mie piccole cose per rendere il mondo un posto migliore. Non sto qua a fare la guerra contro il vaccino perché non so cosa ci sia dentro. Se potessi fare una piramide qua della mia stima, in cima metterei subito tutte le persone che decidono di non vivere passivamente il mondo in maniera completa, però che vivono solo dei risultati proprie fatiche. Dopo, secondo posto, metto quelli come me che decidono di affidarsi a quello che pensano quelli che in teoria ne sanno più di te, e sotto tutti quelli che rompono i coglioni. Non trovo niente di più stupido e di codardo di lamentarsi di un sistema che accetti, perché se tu veramente fossi coraggioso, se tu veramente dicessi io non voglio subire tutto ciò, ti ciappa, do strazze e ti vai in mezzo, in culo al mondo con una pita, con una gallina. Puoi farlo, Cioè, ci sono casette in paesi sperduti che non costano niente e tu puoi decidere di fare quello. Chi è? Cosa è che ti frena dal farlo? Spiegami, ho caro saper. Se qualcuno sa di persone così, io veramente prendo la macchina e vado a stringere la mano a loro. Senza video però, Non do visibilità a queste persone. Col mio telefono che rappresenta il mondo malato che criticano. No, vado a stringere la mano e nessuno lo sa. Ora. Un po' fuori tema, scusa, l'ammetto, mi sono fatto prendere. Io magari sbaglio, però quello che penso in questo momento è questo. Cioè, non c'è niente di male se non vuoi fare il vaccino, ma non ti azzardare, non cercare di farmi credere che io, che ho deciso di farlo, sono mona. Sei molto più mona te che decidi di subire tutto e questa roba qua no. No, adesso fai il rivoluzionario sta roba qua. Ma se veramente credi che le scelte che arrivano dall'alto siano sbagliate, se veramente credi che sia tutto contro di noi, ma perché non trovi il coraggio di fare il rivoluzionario fino alla fine? Cos'è che ti ferma da andare a vivere in mezzo al niente? Cosa?